Una biblioteca è possibile che venga apprezzata dal pubblico e non addetti ai lavori se effettivamente si capisce che cosa conserva. La Guarneriana, oltre al patrimonio librario, conserva anche importanti fondi archivistici. È sbucato fuori dalle carte il processo di Marta Fiascaris. Un racconto è qualcosa che sicuramente riesce a penetrare di più l'emotività delle persone, soprattutto di chi non è uno studioso. È una storia che è stata dimenticata, è una storia che è rimasta rinchiusa qua dentro. Questa è la storia di una mistica ribelle che nel 600 porta un messaggio religioso che bypassa totalmente quella che è la funzione della Chiesa, perché lei era un accesso diretto a Dio. Marta è una presunta santa di San Daniele che incappò nel momento sbagliato sotto l'attenzione dell'Inquisizione. Marta è una rosa nel deserto, perché in un contesto friulano del 1600 questa vicenda è a dir poco unica. Ci sono dei punti che si leggono nelle fonti in cui emerge in modo prepotente il personaggio e da lì non puoi più tornare indietro. Abbiamo pensato di creare degli studi. E abbiamo raccolto tutto l'universo di questo personaggio. E da lì poi è nata il testo drammaturgico. La performance in realtà inizia con una parte di preparazione che è la visita guidata da parte di una guida specializzata che racconta la storia di Marta e degli archivi e che contengono i processi che si trovano qua nella biblioteca guarneriana. E veniamo a Marta. Marta è una sandanielese, nasce a San Daniele nel 1610. Fin da giovanissima decide che vuole votarsi a Dio. Quello che lei vuole raggiungere è la creazione di un proprio nuovo ordine religioso e ha un seguito molto alto, una personalità molto carismatica, molto brillante. Ma nel 1639 viene accusata in una qualche maniera di essere eretica, viene condannata a 10 anni di carcere. Il 2 di febbraio del 1656 Marta leggerà la sua abiura pubblica, morirà poi nel 1672, praticamente dimenticata fino ad oggi naturalmente. Abbiamo deciso di non mostrare Marta perché a nostro avviso è molto più forte l'idea che ci si crea pensando qualcosa che non si vede. Perché non saremo mai in grado di raggiungere quella fantasia, quell'idea che lo spettatore si fa nel parlare attorno di un oggetto che non è svelato. È una cosa che rimane insita nell'animo umano, voler parlare di un qualcosa che si conosce o meglio ancora che non si conosce. Non ti porterò da Marta. Perché no? Dovremmo andare a vedere. Ti accompagno io. Ciò che è forte, ciò che è paradossale, è che il pubblico comunque percepisce che l'esperienza è esaustiva, che noi stiamo raccontando una storia molto precisa, molto concreta. Ed è una storia di una grandissima personalità che però non ha trovato una manifestazione concreta nella storia con la S maiuscola. Tu credi in Dio? Tu credi in Marta? Un fine ultimo di questo progetto è realizzare uno spettacolo dedicato a Marta che sia in grado di ridare la giusta dignità storica a questa vicenda che non può essere dimenticata. L'altro obiettivo nostro è appunto quello di iniziare a dare voce alle storie che sono contenute qua dentro, che sono adesso silenziose ma che poco a poco possono prendere forma.